Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. I giudici della Corte di Assise di Palermo hanno condannato a 30 anni di reclusione Vasile Lupascu di 47 anni e Vladut Vasile Lupascu di 22, rispettivamente padre e figlio, per l'omicidio dell'agricoltore Costantin Pinau, massacrato a Naro a colpi di zappa e bastone in un agguato nel quale restò ferita pure la moglie l'8 luglio del 2018. Un commerciante locale di 61 anni, Crocifisso Scepi, è stato ritrovato privo di vita in un laghetto artificiale in contrada Piana del Signore a Gela. Quando i soccorritori sono arrivati in prossimità del laghetto hanno trovato il fucile e il cane, ma del commerciante nessuna traccia. A quel punto sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno riportato a galla il corpo senza vita dell'uomo che pare non presentasse segni di violenza. Accolta la proposta di individuare gli interventi più idonei a consentire la prosecuzione dell'attività dello stabilimento di Priolo e tutelare i livelli occupazionali, grazie a un ordine del giorno presentato a corredo del decreto Aiuti Ter, il Governo ha accolto quindi la proposta di individuare gli interventi più idonei a consentire la prosecuzione dell'attività dello stabilimento di Priolo. Fa rotta verso Augusta la nave Geo Barents che nelle scorse ore ha lasciato il porto di Catania. Dopo i necessari rifornimenti e cambi equipaggio tornerà nel Mediterraneo centrale per la sua 20ª rotazione. La nave di Medici Senza Frontiere era arrivata nel porto Etneo lo scorso 6 novembre con 572 migranti a bordo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.